Buona giornata telespettatori di Antenna 3, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, anche quest'oggi insieme fino alle 13:30 con tutte le notizie di cronaca, gli aggiornamenti, gli approfondimenti su quelle che sono le principali tematiche di attualità di queste ore. Cominciamo subito con una notizia che appunto è di oggi e che sta facendo discutere automobilisti e benzinai, anche perché è quella che vede scattare proprio da oggi, 1° di agosto, l'obbligo per i gestori degli impianti di carburante di esibire il cartello con il prezzo medio della benzina a livello regionale. Che cosa comporta questo per gli automobilisti e che cosa comporterà anche su quelli che saranno i prezzi della benzina, nonché ci segnala anche qualche telespettatore proprio questa mattina quelli che possono essere anche i rischi per la sicurezza stradale di questa nuova cartellonistica che, come dire, distrae gli automobilisti a caccia ovviamente della pompa più conveniente. Per spiegarci tutte queste cose, capire quindi da oggi che cosa cambia e cosa accadrà, abbiamo in collegamento la nostra Anna De Roberto. Buongiorno Anna. Eccoci Marta, buongiorno. Allora siamo qui presso un distributore Eni, siamo a San Biagio di Callalta, questo distributore è qui a San Biagio di Callalta da 50 anni, Moreno il gestore sta andando a cambiare le cifre nel cartello che è stato esposto. Guardate come funziona, perché ve ne sono di diversi tipi. Allora Moreno ci fa vedere, si staccano i cartellini, giusto? Sono come dei magneti, no? E quindi ogni giorno, ogni mattina sulla base di un'app che Moreno ha già installato nel suo telefono, il dato arriva in mattinata e loro poi devono modificarlo. Adesso non so se riuscite a vederla, ma questa è l'app. La cosa interessante qual è? Che il signor Moreno aveva installato il cartello che gli è stato fornito dalla compagnia praticamente su questa colonna, salvo poi rendersi conto che non riusciva a tirare giù la saracinesca e quindi ha dovuto, come dire, fabbricare questa colonnina di suo pugno per attaccare il cartello. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che tanti gestori di pompe hanno dovuto in qualche modo trovare la propria soluzione per l'esposizione del cartello. Il signor Moreno ha fatto così, ci sono persone che abbiamo sentito che invece hanno installato un cartello dove l'aggiornamento viene fatto con il wifi, quindi direttamente come dire da remoto. Intanto Moreno, lei l'ha messo qui, il prezzo a cui lei oggi vende la benzina è un po' più alto, guardate, allora la supera 1949, il diesel a 1824, invece il prezzo medio che è questo è diesel 1753, 1898. Secondo lei cambierà qualcosa nella scelta degli utenti questa differenza? Poco, niente, neanche prima sanno perfettamente qual è il prezzo del carburante, anche perché varia talmente velocemente, specialmente l'ultimo in questo periodo ha variato 4 volte, anche di 2 centesimi al giorno, ogni giorno, perciò il cliente ha bisogno del carburante per fare. Certo che c'è una differenza, però non cambia niente, non ha cambiato quando costava 2 euro al litro, figurati adesso. Certo che però è un onere in più per noi gestori a tenere aggiornato ogni giorno queste cose qua, salvo avere delle sanzioni, perché se non sono aggiornate c'è la Guardia di Finanza o qualcun altro, sono delle multe salate, cioè che è sempre cioè, che paghi sempre te, che magari non ti dimentichi di fare queste cose, hai capito? Lei tra l'altro stamattina aveva visto un altro prezzo sull'app. Ma no, io l'avevo aggiornato preparandomi per oggi su quello di ieri sera, stamattina era già cambiato, non lo so il perché motivo, inserivano altri dati e viene aggiornato in questa. Ieri sera era quel prezzo che avevo già impostato, adesso come abbiamo visto il prezzo era già variato rispetto a ieri, hai capito? Perché molto probabilmente a livello regionale ci sono state delle variazioni, allora il prezzo medio cambia naturalmente. Senta, ma una volta visto il prezzo, a lei non è venuta voglia di abbassare un po' il suo per allinearsi alla media regionale? Non lo posso fare perché altrimenti ci rimetto del mio, già abbiamo dei margini che sono talmente rosicchiati che se vado a
togliere del mio, cioè è come togliermi il guadagno, hai capito? Non lo posso fare io, lo possono fare soltanto le compagnie a monte. Vogliamo ricordare quanto prende lei di quei 1.009 al litro? 35 millesimi al litro, perciò è una cavolata, io non posso togliere quello, anche perché le bollette della corrente, specialmente in questo periodo, sono stratosferiche, perciò è impossibile togliersi qualcosa. Per lo più, con tutti questi pagamenti che sono fatti tutti elettronici, abbiamo delle commissioni altissime da pagare mensilmente per accettare questi pagamenti elettronici, perciò non si può toccare solo il margine, su questo è inevitabile. Ecco, l'ultima questione è quella legata alla sicurezza degli automobilisti. Lei ha messo il cartello, diciamo, qui, non so se con Fabio riusciamo a far vedere la strada in realtà dove si trova, quindi si trova lì. Lei ritiene che possa essere una fonte di distrazione per gli automobilisti dover intercettare anche queste cifre? Assolutamente no, anche perché ci sarebbero disponibili su delle piattaforme che sono online del Ministero se vogliono controllare, perciò su queste cose qua sono soltanto un presente per essere aggiornati, neanche quei prezzi alla loro non sarebbe la stessa cosa, no, assolutamente no, cioè è soltanto una norma del cavolo, che posso dire del cavolo, una delle tante e di oneri in più per noi che ci fanno solo perdere tempo. Ecco Marta, da San Biagio di Callalta è tutto, avete sentito, ci fanno perdere tempo perché appunto questa è una norma e un onere che i gestori di pompe devono diciamo rispettare, a cui si devono adeguare, ma poi di fatto insomma gli automobilisti sul sito del Ministero possono trovare queste cifre aggiornate tutti i giorni. Da San Biagio di Callalta io restituisco la linea. Grazie a Anna De Roberto con la collaborazione tecnica di Fabio Falliero per questo collegamento. Noi ora andiamo a Padova per raccontare una storia, è la storia di Anthony Civolani, un signore padovano che vuole ritrovare la persona che gli ha salvato la vita 20 anni fa, una dottoressa. Ci racconta tutto in collegamento da Padova Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Buongiorno da Padova, oggi per raccontare la storia di Anthony Civolani e per dare una mano ad Anthony a ritrovare una persona per lui molto importante, una persona che esattamente 20 anni fa gli ha salvato la vita quando è rimasto coinvolto in un incidente uscendo dal cinema. Anthony a distanza di 20 anni vuole ritrovare questa persona e quali informazioni hai, Anthony? Buongiorno, allora io 20 anni fa, la notte tra il 31 luglio e il 1° di agosto 2003, tornavo dal cinema di Strada Battaglia, il Cineplex, in moto e ho fatto un incidente gravissimo contro un'auto, mi sono schiantato e praticamente è successa un'emorragia a tutta la gamba e mi hanno raccontato dopo al risveglio dal coma che quella notte casualmente in coda c'era una dottoressa, una pediatra, io ho solo queste informazioni molto frammentarie, era una pediatra che era lì andata al cinema e quindi prontamente ha corso e si è messa a disposizione, è riuscita a applicarmi il laccio emostatico permettendo così all'ambulanza di arrivare in tempo e non morire dissanguato. E quindi ho solo queste informazioni, era una pediatra, probabilmente lavorava o all'ospedale o può darsi anche avesse uno studio e che era lì quella notte per caso e quindi so che è un po' difficile, sono passati 20 anni, però vorrei chiudere un cerchio adesso. E perché hai deciso di cercarla adesso e insomma se ti ricordi qualcos'altro di particolare, insomma una pediatra che viveva a Padova? Le informazioni mi sono arrivate dopo al risveglio dal coma, quindi non ho la certezza di tutto quello che sto dicendo, ho delle informazioni frammentarie, però volevo chiudere il cerchio perché sono passati 20 anni, vorrei lasciarmi alle spalle anche il dolore, vorrei abbracciare questa persona e ringraziarla, è un angelo che viene dal nulla insomma, quindi vorrei ringraziarla perché poi grazie a lei ho potuto vivere altri 20 anni, cioè, se no non ci sarebbero stati neanche questi 20 anni insomma.
Ecco, la dottoressa ha fatto una manovra molto semplice, con un laccio ha fermato l'emorragia, consentendo insomma ai soccorsi di arrivare in tempo e poi portarti in ospedale. Sì, e questo è quello che mi è stato riferito e quindi se sei qui in ascolto e se per caso qualcuno potrebbe conoscerti o che lavorava in pediatria di Padova o che è una pediatra di Padova nel 2003, notte tra il 31 luglio e il 1° di agosto, se si ricorda di aver salvato una persona in un incidente in moto, strada battaglia, io sono qua che ti aspetto. Allora Anthony, speriamo che questo appello possa non cadere nel vuoto ma essere ascoltato dalla persona che ti ha salvato. Contattate anche la nostra redazione in caso e noi vi metteremo in contatto con Anthony. Intanto da Padova è tutto, ringraziamo Anthony e restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentina e speriamo davvero che questo appello sia accolto. Noi ora andiamo a Mogliano, la cronaca ci porta a Mogliano perché lì vive il tassista protagonista suo malgrado all'alba di domenica mattina di un episodio di violenza che si è verificato a Piazzale Roma. C'è stato un violento litigio terminato con l'accoltellamento di 4 persone. La prima vittima, prima ancora appunto dell'accoltellamento, della violenza di queste persone, è stato appunto proprio questo tassista. Con lui c'è Daniela Sizia. A te Daniela, buongiorno. Buongiorno Marta, l'hai detto tu, suo malgrado il tassista Matteo Ginetto, che è stato vittima di questa aggressione poi sfociata in una rissa successiva con un accoltellamento, ci racconta un po' la sua storia. Lui insomma i segni sono evidenti, lo vediamo, un pugno sferrato proprio sull'occhio, ma non solo, colpi poi anche alla schiena da parte di un extracomunitario all'inizio, poi si sono aggiunti altri 2, quindi erano 3 persone che l'hanno proprio aggredita. Ci spiega cosa è successo? Sì, niente, io arrivavo carico da Piazzale Roma, avevo caricato un nostro cliente al Casino e nel frangente del percorso ho risposto a una prenotazione a Piazzale Roma, arrivo lì, stava piovendo, sto facendo la ricevuta di pagamento al cliente, in quello aprono la porta posteriore destra, sto qua sale ubriaco con 2 bottiglie di birra in mano aperte. Dico guarda, non è cattiveria, ho una prenotazione, abbi pazienza, ti chiamo un altro taxi. No, non frega niente, il taxi è mio, tu mi devi portare. Ho detto guarda, non funziona così, scendo. Lui scende, ovviamente mi ero scaldato un pochettino perché con loro devi fare così, e sto qua, no, non devi menzionare Dio, che qua e che là, va bene. Ho detto guarda scusa, mi chiudo la porta, pensavo fosse finita. Faccio per salire per andare a prendere i clienti, invece i clienti avanzavano verso me, i 2 turisti, e sto guardando, controllavo questo perché aveva queste bottiglie in mano. Da dietro arriva il secondo, che non sapevo quanti fossero, e mi sferra un pugno in faccia così gratuitamente. Ovviamente mi sono difeso, loro mi hanno buttato quello che aveva le bottiglie in mano mi ha buttato la birra addosso, e aspettavo che mi desse con la bottiglia, infatti ero pronto, però invece è l'altro che mi ha dato a tradimento, ok? E niente, il terzo che è arrivato là era quello più tranquillo, ho detto no, state calmi, vabbè, carico queste 2 valigie. Arrivano altri 2 turisti che chiedono di potersi andare assieme per prendere il taxi, e mi giro e li vedo che erano fermi là sul chiosco, che mi guardavano. Ho detto guarda, sei un disgraziato, con te ci vedremo, no? Questo qua arriva, è proprio un bulldozer, ci siamo dati, gli ho dato e roba, ma il problema è che dopo erano 2 contro 1, non era più uno solo. Quindi lei addirittura insomma è stato quasi messo contro il muro e ha preso diversi colpi? Certo, deteggiavo, ok, per cercare di coprirmi e difendermi e roba, finché poi mi sono trovato le spalle al muro, allora mi sono chiuso a uovo per proteggermi dai colpi, no? In quel frangente arrivano questi 2 Bangladesh, adesso dicono che siamo braghe perché io non ricordo, solo mi ricordo le voci, state fermi, cosa fate, qualche là, e che devo solo ringraziare, e praticamente sì, me li hanno tolti, tra virgolette, hanno smesso di colpirmi, ok, perché non riuscivo neanche a tirarmi su perché ero talmente chiuso che non riuscivo neanche a reagire. E sto caricando le ultime 2 valigie di questi signori che si stavano aggregando. Il disgraziato, quello con le 2 bottiglie, mi colpisce di nuovo alla schiena e alla testa.
chiudo il portellone, carico questi qua disperati, perché c'è i turisti che la signora era in pianto. Quindi insomma, turisti fra l'altro anche terrorizzati da questa scena. Per forza, sembrava il Far West, cioè un film, sui film vedi certe cose. E niente, carichiamo, andiamo via, in quello che ho chiamato le forze dell'ordine e tutto. E dopo sono venuto a scoprire il fattaccio di quello che era successo successivamente, che io alla fine non c'ero, avevo sentito che si sono accoltellati. Il problema qual è? Che noi a Piazzale Roma siamo sulla terra di nessuno. Di notte, a un certo orario, non c'è anima viva. Chi abbiamo? Abbiamo solo sta gente qua, a parte qualche disgraziato che torna dal lavoro, che sanno che stanno andando a casa. Arrivano ubriachi perché hanno fatto tutti i bacari, sono già alterati, con le bottiglie in mano, che è un pericolo perché alla fine è un'arma. Aggressivi, noi non abbiamo nessuno, io esco per fare il tassista, non esco per fare il pugile o per fare il poliziotto, perché ognuno ha con tanto di rispetto alle forze dell'ordine, per l'amore di Dio, anzi il problema qual è? Che non abbiamo nessuno, è un posto abbandonato da Dio e non va bene. Stessa cosa la viviamo a Mestre, solo che a differenza che abbiamo la Polfer in stazione, bene o male siamo un po' più protetti. A Piazzale Roma non c'è nessuno, tra l'altro era buio, pioveva, cioè era una situazione anche un po' particolare. Il problema qual è? Il problema qual è? Che come si dice, non abbiamo nessuno che ci tutela, noi abbiamo anche delle donne, delle colleghe che la notte gliela facciamo noi perché loro hanno paura, perché siamo in difficoltà noi da uomini, figuriamoci una donna, ma non perché sia donna, perché per l'amor di Dio, però non è corretto perché poi magari fanno altri avanzi, altre cose. Ecco, fra l'altro lei ci diceva, io adesso ho paura perché si esce e rischio davvero di non poter tornare a casa. Sì, perché il problema è che abbiamo subito un'aggressione anche un mese e mezzo fa di un altro collega, un altro hanno portato via il portafoglio, i colleghi della CTU ogni sera hanno un'avventura anche loro, sti disgraziati che escono per fare lavoro e non sai se torni a casa perché ti monta l'ubriaco, ti monta questo, ti aggrediscono, sono arroganti. E tutto perché? Perché sanno che non viene fatto nulla, perché li prendono, li portano dentro e dopo perché qua, perché là sono già liberi il giorno dopo e te li trovi di nuovo lì, perché quello che mi ha aggredito con le bottiglie, quello è una faccia conosciuta, lui è sempre a Piazzale Roma. Con che animo tornerà a lavorare? Devo, perché ho una famiglia da mantenere, mi tocca, perché sennò se potessi fare a meno andrei a fare qualcos'altro, per questo è il mio mestiere, cioè cosa devo fare? Una mia attività, ho investito dei soldi. Ma la paura adesso c'è? Paura, noi di notte che lavoriamo noi come tutti i miei colleghi di notte, come i colleghi di Treviso e qualsiasi città, di notte si sa che è un altro mondo, un'altra vita, stai attento, sei sempre pronto per l'amor di Dio, però questa è stata una cosa inaspettata perché non me l'aspettavo onestamente, ripeto, io lavoro di notte, non ho paura. Adesso ci penso due volte, capito? Perché alla fine mi è andata bene, ho preso 2 pugni, va bene, amen. Il problema è se prendevo una coltellata, magari in questo momento non ero qui con voi. E, cioè, capisce? Io esco per lavorare, no per fare il pugilato, il pugilato devo farlo in palestra, mi diverto, ma non al lavoro, capisce? Certo. Il problema è che spero che le forze dell'ordine adesso, vista la sensibilità della situazione, l'accaduto, anche per l'immagine stessa di Venezia, che è la città unica e più bella al mondo, cioè non può essere abbandonata a tutti, i borseggiatori che avevamo qua, veramente è diventata una giungla che fa schifo. Io sono veneziano, anche se i genitori miei sono veneziani, che io sono nato fuori, non è importante, ma io sono veneziano doc, ok? Non è corretto, sono a casa mia e io devo aver paura di sta gente. Io rispetto tutti perché ho fatto anch'io l'emigrato. Chi viene qua, che lavora, che mi rispetta, io lo rispetto, ma che venga con questa arroganza, o come in via Piave, abbiamo tutti questa gente di colore, a prescindere dal colore, che non è fattore di razzismo, è fattore di civiltà e tutto, non è corretto. Certo. Non è corretto. Io ringrazio davvero Matteo e ovviamente la solidarietà di tutti per quello che è accaduto, cose che non si dovrebbero neanche vedere e sentire. È andata davvero bene, ce l'ha detto lui, è andata bene perché poteva finire molto peggio e anche perché come abbiamo visto poi la rissa è sfociata con degli accoltellamenti, quindi insomma è andata anche bene. Da Mogliano, scusate, è tutto, se non hai domande Marta ti restituisco la linea. Grazie Daniela, un saluto naturalmente al tassista che suo malgrado, appunto dicevamo, è stato protagonista di questo episodio di violenza. Si diceva non possono accadere questi fatti a Venezia, città unica al mondo, città patrimonio UNESCO, sulla quale ora proprio a questo proposito si abbatte un'altra tegola, che è quella per la seconda volta di rischiare di finire nel
nella blacklist dell'UNESCO per tutta una serie di ragioni che ora ci spiega in diretta, collegata da Venezia, Anna Maria Parisi con il presidente degli albergatori veneziani. Buongiorno Anna Maria. Venezia è patrimonio a rischio da tutelare e preservare. Questo è il monito lanciato dall'UNESCO e su cui si sono sollevate una marea di proteste e opinioni distinte e contrapposte. Per parlare dell'argomento con me il direttore degli albergatori dell'Associazione Albergatori di Venezia, Claudio Scarpa. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, oltre 23 milioni i turisti che arrivano all'anno a Venezia su una popolazione residente di circa 50.000 persone, dati che però durante la pandemia erano arrivati a 30.000 con le celle dei cellulari agganciati nella Smart Control Room della Polizia Locale di Venezia. Allora, direttore Scarpa, dal vostro osservatorio, quello degli albergatori, che cosa ne pensate di quanto sollevato da UNESCO? È una definizione ingenerosa? Allora, per quanto riguarda il monito dell'UNESCO va tenuto presente la sua importanza, però lo trovo assolutamente ingeneroso per la parte in cui si critica l'assenza di politiche di sostenibilità, perché sotto questo aspetto molto si è fatto. Cito il MOSE, ma cito anche tutte le iniziative che il Comune di Venezia sta adottando. Dal punto di vista del turismo invece è inevitabile che vi sia questa critica, però noi viviamo di turismo, tutti vivono di turismo, dagli albergatori ai ristoratori, ma anche tutti coloro che lavorano per questo mondo, dagli avvocati agli architetti e perché no dagli impiegati di banca che stipulano i mutui che vengono contratti dagli albergatori. Allora, se questa è l'intenzione dell'UNESCO, dobbiamo rispondere che noi dobbiamo vivere di turismo. Io sottolineerei un altro aspetto, un aspetto molto importante, che è quello di gestire il turismo. Abbiamo detto che sono circa 30 milioni di turisti che giungono, ma la gran parte, i 2/3, sono turisti pendolari che giungono dalla mattina alla sera, bassa spesa pro capite e poi un alto costo per la collettività dal punto di vista della sostenibilità, ma anche dal punto di vista della gestione. Allora bisogna cominciare a dividere questi flussi, ma sono cose che non si fanno in 5 minuti, sono cose che necessitano una preparazione di qualche anno, un'informazione della clientela, la costruzione di terminal, insomma cose che durano parecchio tempo e quindi non si può pretendere che il comune con una bacchetta magica risolva tutto. Ecco, secondo la lista Master Plan, tra le città più visitate al mondo, nella top 5 rientra Venezia. Al primo posto Bangkok, quindi Londra, Parigi, e poi Milano e Venezia esattamente, con un flusso di turisti abnorme. Abbiamo visto anche noi stessi come troupe con Sandro Ponchio alle immagini per arrivare qui a Venezia, che ci abbiamo impiegato più di mezz'ora partendo da Venezia, solo mezz'ora fermi al Ponte della Libertà per il lunghissimo serpentone di macchine in attesa di essere parcheggiate. Perché dico questo? Perché comunque il Comune aveva provato con l'utilizzo di tornelli e poi con anche delle fibre ottiche, aveva cercato insomma di regolamentare questo flusso, però tutto è stato bloccato con la città che si pensava fosse a numero chiuso dall'inizio di questo 2023 dalle associazioni cittadine e non soltanto. Ecco, secondo lei quale l'equilibrio tra le due posizioni? Comunque qualcosa sa da fare. Guardi, noi siamo per una posizione molto chiara, l'abbiamo sempre detto, chi dorme, chi ha qualsiasi titolo, quindi anche i turisti pernottanti, chi vive, chi lavora, chi studia a Venezia ha diritto di entrare a Piazzale Roma, che è la porta d'ingresso principale della città, attraverso il Ponte della Libertà. Gli altri si devono, quindi il turismo pendolare, giornaliero, si deve fermare su terminal, sulla gronda lagunare e trasportato in città attraverso entrate secondarie. Parlo del parcheggio della Fusina che andrebbe creato, il terminal Fusina che andrebbe creato con un terminal poi a Venezia sulle Zattere, e dall'altro lato un terminal all'aeroporto che porti alle fondamenta nuove. Quando poi non c'è più posto, la città scoppia, si fermano le entrate in città e si chiede ai nostri amici che vengono qui dalla mattina alla sera di prenotare l'ingresso in città. Questa è la nostra visione, che dovrebbe riuscire a rendere compatibile il turismo e la vita economica della città con la vivibilità della città.
Su questo, ripeto ancora, so che il Comune sta ragionando, sta progettando, però sono cose, ripeto, che necessitano anni di intervento, vanno individuate le aree, vanno fatti gli espropri, vanno fatti i lavori, vanno informati i turisti, almeno un anno di informazione preventiva, va introdotto il contributo d'accesso, non soltanto coloro che dormono in città devono pagare la tassa di soggiorno, anche chi viene dalla mattina alla sera deve contribuire al mantenimento della città. Per cui è un lavoro lungo, ci vorranno almeno 4-5 anni per organizzare questa cosa. Va presa la decisione, questa sì, e molto spesso io mi permetto di suggerire al Comune bisogna tener conto delle opinioni delle associazioni veneziane, però anche bisogna avere chiaro il proprio progetto. Se c'è un progetto di questo genere, come io l'ho evidenziato, bisogna andare avanti subito e dire immediatamente vogliamo andare in questa direzione. Dirlo all'UNESCO anche, così magari comprende la situazione e non lancia più questi moniti che fanno molto male alla città. Ecco, noi onore del vero in conclusione abbiamo anche contattato il Comune che è uscito con una nota stampa. Stiamo valutando le osservazioni dell'UNESCO, così da Cafarsetti. E da Venezia con il direttore degli albergatori veneziani Claudio Scarpa è tutto, linea a voi. Grazie ad Anna Maria Parisi e al suo ospite per questo collegamento da Venezia. La cronaca ora ci riporta nel Padovano perché ci sono degli aggiornamenti relativi all'incidente mortale costato la vita la notte dello scorso venerdì ad un 35enne. Sentiamo. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Giorgio Violato, il 35enne motociclista di Rubano rimasto vittima di un incidente stradale la notte tra venerdì e sabato mentre percorreva via Mazzini tra Padova e Rubano. L'esame dovrebbe svolgersi tra oggi e domani, mentre il pubblico ministero titolare dell'inchiesta ha disposto anche una consulenza tecnica per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto mortale. Pare che la donna moldava alla guida della Mercedes coinvolta stesse effettuando un'inversione a U dopo essersi fermata a bordo strada per una sosta, una manovra in un punto vietato. Mentre la donna stava facendo l'inversione, Violato sopraggiungeva con la sua moto e si è trovato davanti l'auto a sbarrargli la strada. Impossibile per lui evitare l'impatto. Il botto violento ha disarcionato il motociclista che è stato sbalzato a terra con violenza. Vani tutti i soccorsi allertati dai testimoni dell'incidente. La 44enne moldava, residente a Lecco, è indagata per omicidio stradale, risultata negativa l'alcol test. Giorgio Violato abitava in un abifamiliare poco lontano dal luogo dello schianto, stava rientrando a casa. Dopo l'autopsia la salma verrà restituita ai familiari per organizzare i funerali. Ed un altro incidente nel Padovano si è verificato nelle ultime ore, bilancio una donna ferita. Vediamo. L'auto fuori controllo che finisce rovesciata, la donna alla guida che rimane incastrata tra le lamiere. È accaduto in via Monte Grappa, a Campo San Piero, dove i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che un'automobile, probabilmente per la perdita di controllo da parte della conducente, si è rovesciata sulla strada. Nella carambola la donna è rimasta ferita. I pompieri, arrivati da Cittadella, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la conducente, che è stata presa in cura dal personale del SUEM per essere poi trasferita in ospedale. La polizia locale del Campo San Pierese ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. E a Mestre ancora perché è scoppiata l'ennesima rissa al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo. I familiari di una donna hanno messo in subbuglio il reparto contrari alle dimissioni. Un uomo è stato denunciato dalla polizia dopo che ha preso a botte un vigilante addetto alla sicurezza. Per passare dalle offese alle mani è bastata una manciata di secondi. La rissa però non è avvenuta al bar o in strada, ma un'altra volta nelle corsie del pronto soccorso dell'Angelo. Ad essere aggredito in questo caso un vigilante intervenuto per calmare gli animi. L'addetto alla sicurezza è intervenuto per la reazione violenta di un parente, forse il marito di una signora che dopo un malore stava per essere dimessa dall'ospedale. I parenti l'avevano accompagnata
recata al nosocomio. Una volta controllata dai medici, la donna era stata rassicurata dicendogli che poteva tornare a casa, cosa che probabilmente ha infastidito gli accompagnatori, tanto da spingerli alle offese e poi all'aggressione. Per il direttore generale Edgardo Contato, questi esecrabili episodi di violenza vanno fermamente condannati. Tanta solidarietà nei confronti dei nostri operatori che quotidianamente devono confrontarsi con 1000 problemi, e questo per noi dovrebbe essere l'ultimo, quello di dover relazionare in maniera violenta con il pubblico diventa una cosa veramente deprimente. Alla fine, per riportare la tranquillità in reparto, è stata chiamata la polizia, che subito intervenuta ha identificato alcuni componenti della famiglia di etnia rom e denunciato il protagonista della baraonda. Da tempo l'ASL 3 Serenissima, in accordo con la prefettura, sta lavorando ad un protocollo di sicurezza con le forze dell'ordine per cercare di saper contenere e gestire gli episodi di violenza all'interno dell'ospedale. Il problema del conflitto in certe aree, la psichiatria, il pronto soccorso, sono direi una nota dolente e conosciuta. Bisogna trovare insieme, e qui il Covid ci ha aiutato, proprio lo spirito di affrontare assieme a vari livelli istituzionali, ma i problemi, cercare di dargli una risposta comune. Questo ci ha spinto appunto assieme alle forze dell'ordine a ragionare e trovare delle modalità di interazione che siano consone proprio a affrontare il problema e, se possibile, anche a ridurlo. E sentiamo dunque che cosa prevede questo protocollo realizzato in collaborazione tra la prefettura e le aziende sanitarie, la collaborazione appunto delle forze dell'ordine per cercare di arginare questi episodi di violenza nei confronti dei sanitari e all'interno delle strutture sanitarie. Da angeli e eroi a nemici da abbattere, dopo la pandemia gli episodi di violenza verbale e fisica nei confronti del personale medico negli ospedali dell'ASL 3 Serenissima sono in aumento. Nell'ultimo anno nel territorio veneziano è stata registrata in media un'aggressione al giorno, fra queste almeno 6 al mese sfociano nell'aggressività fisica. Un dato allarmante che ha spinto la direzione sanitaria e la prefettura di Venezia a lavorare ad un protocollo di intesa sul fronte della sicurezza. Operatori delle forze dell'ordine, dei pronto soccorsi, del SUEM e dei servizi di psichiatria da 6 mesi lavorano e partecipano a un'attività formativa continua volta a migliorare sempre di più le modalità con cui gestire e contenere questi fenomeni. C'è una insofferenza, una sofferenza a livello sociale, probabilmente, che ha prodotto un aumento di questo tipo. L'effetto delle sostanze è sicuramente di rilievo, nel senso che oggi c'è una diffusione di queste sostanze e questo fa sì ovviamente che ci sia un problema in aumento, un fenomeno molto delicato che va attenzionato e va anche fronteggiato. Ci sono stati una serie di incontri formativi ma anche di tipo operativo, e questo sta portando poi alla stesura di un documento, di un protocollo, come è previsto anche dalla normativa, nel senso che negli ultimi anni c'è stata una attenzione particolare proprio a questo fenomeno, per cui anche il Parlamento ha previsto con una legge nel 2020 la produzione di un protocollo per far fronte al problema della violenza. È l'ennesimo intollerabile episodio di violenza. Per la UIL è importante lavorare sul fronte della sicurezza, ma non basta. Va benissimo tutte le iniziative che fa l'ASL, che fa la Regione Veneto, però bisogna monitorare con maggiore attenzione. Gli utenti vanno anche educati, va capito e va fatto capire che i lavoratori sono allo stremo, soprattutto in questi contesti che dicevo, cioè pronto soccorso, psichiatrie, ma anche da altre parti, anche nei distretti ci risulta che ci siano stati episodi di aggressione, e vanno proprio invitati a collaborare con il personale sanitario. Restiamo nel veneziano, a Mestre per la precisione, con una vicenda davvero sconcertante. Ve ne abbiamo parlato già diverse volte nel corso dei nostri telegiornali. È quello dei furti alla carrozzeria moderna, ben 8 in una settimana, oltre 30 negli ultimi anni, e in questi ultimi episodi ad operare è sempre lo stesso ladro seriale. Il titolare è esasperato e dice: ora basta, mi farò giustizia da solo. Sentiamo. Siamo stanchi, non ne posso più, perché non è possibile
che in una settimana questo qua venga ogni sera, ogni giorno, ma chi siamo? E lo sfogo del titolare della carrozzeria moderna di Mestre dopo l'ennesimo furto subito domenica sera, l'8º in una sola settimana, già denunciato e ad opera dello stesso ladro seriale accampato addirittura con tenda proprio dietro l'attività commerciale di Via Giustizia. Ecco le immagini del raid di domenica, effettuato come ogni sera alla stessa ora, tra le 18 e le 20. Mi sento solo, abbandonato anche dal sindaco, dice amareggiato Favaretto. Il sindaco di Venezia dovrebbe interfacciarsi, ci ha portato qua il CERT, tutte le notti ci porta la gente davanti le vetrine. La mattina ce ne sono 20, 25. Tutta gente che recuperano per strada. Non ne posso più, non ha fatto una telefonata, non è venuto qua una volta. Ma è il sindaco di Venezia o è una persona qualunque? Rabbia, amarezza e afflizione, sentimenti che scandiscono le ore dell'imprenditore dopo ben 35 furti subiti in 8 anni, oramai stremato, pensa di farsi giustizia da sé. Noi ci difenderemo da soli. Adesso se va avanti così mi metterò sopra il tetto a fare la guardia, mi metterò io. Il problema è che qua su via Piave, su via Giustizia, tutta questa zona di Mestre, sta succedendo il Bronx, è una cosa impossibile. Non si può andare avanti così. Sono stanchissimo. Scusate, ma non ne posso più di queste cose. E proprio per allontanare gli spacciatori dall'area di via Piave a Mestre, alcuni residenti si sono attrezzati con fischietti ed acqua spruzzata. Vediamo. Fischiamo e bagniamo e almeno cerchiamo di allontanarli noi. È un po' un'azione diretta di cittadini che non ne possono più. L'azione diretta di cittadini che non ne possono più, la definisce Giovanna Luzzi, residente in una laterale di via Piave. Fischi e spruzzi agli spacciatori appostati davanti ai loro portoni come forma di contrasto civile al degrado che avanza. Se Mestre è stata segnalata dal Ministero degli Interni come capitale italiana dello spaccio, il quartiere Piave è il suo centro pulsante, dove spacciatori e tossicodipendenti si incrociano già attivi dal primo pomeriggio. È un accordo che abbiamo fatto con alcuni residenti, visto che siamo rimasti in pochi come residenti, tra la via Sabotino e la via San Michele. Quando vediamo chi si ferma per spacciare o arrivano anche gli altri che si siedono per bucarsi, fischiamo fin tanto che se ne vanno. E stiamo anche adottando il fatto di poter sparare con dell'acqua fredda, normale, le pompe che annaffiano i fiori, così facciamo 2 in 1. Anche Porta Verde, il progetto che per tutta l'estate organizza lodevolmente eventi e serate nel parco, soffre inevitabilmente del contesto nel quale è ospitato. Gli stessi residenti sono un po' nauseati, primo perché non c'è sicurezza completa, assolutamente. Tu non vieni qua, sei libero, la gente ti passa, lo spacciatore ti passa in mezzo, quello che ti chiede le monetine, quello che ti viene al tavolo. Il palco diventava dormitorio anche sotto perché era tutto aperto, quindi poverini, sotto e sopra era pieno. Adesso hanno messo delle reti così vanno solo sopra, perché basta vedere cosa c'è sopra adesso. Devono ancora ripulire, basta vedere. Secondo me c'è anche talco probabilmente, non lo so. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, tra poco. Eccoci, siamo di nuovo in diretta, prima edizione del nostro telegiornale. Andiamo ora a Vicenza per tornare a parlare di TAV dopo il via libera per l'attraversamento del tratto della città di Vicenza con la firma del progetto definitivo ed il finanziamento. Si apre ora la partita degli espropri. Se ne è parlato questa mattina in comune. Abbiamo in collegamento Luisa Bertini da Vicenza con il sindaco Possamai. A te Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai perché il progetto della TAV, lo vediamo qui alle nostre spalle, adesso si avvia una seconda fase che è quella degli espropri, quelli in giallo, gli edifici che saranno abbattuti, e si parla di 150 unità abitative, quindi verosimilmente 150 famiglie che non avranno più la casa. Di qui in avanti si apre questa nuova partita. Il Comune starà a fianco degli espropriati in che maniera?
Buongiorno a tutte e a tutti. Noi abbiamo fatto una scelta forte, cioè quella di stare a fianco fino in fondo ai cittadini della nostra città che saranno oggetto di esproprio. La TAV è un'opera statale chiaramente, quindi la trattativa sugli indennizi e quindi sul compenso che si riceverà per l'abbattimento della casa andrà fatta con IRICAV, con RFI, con le strutture dello Stato, però noi vogliamo essere loro a fianco, informandoli, affiancandoli, dando loro tutti gli strumenti per non sentirsi indifesi e soli. Per cui da qui alla metà di settembre faremo incontri con piccoli gruppi. A piccoli gruppi li divideremo per poterli incontrare, guardare negli occhi, discutere con loro caso per caso di come si deve fare ad affrontare una situazione così complicata. Avremo al nostro fianco gli ordini professionali, che ringrazio, che gratuitamente hanno aperto uno sportello che trovate sul sito del Comune di Vicenza per avere tutte le informazioni tecniche per chi è oggetto di esproprio. E poi abbiamo chiesto ad IRICAV di attendere a inviare le lettere il 15 di settembre, perché da qui al 15 vogliamo prima informare le persone, incontrandole, dialogando direttamente con loro. Ecco, adesso quali saranno le tempistiche dei primi che saranno tenuti ad abbandonare la casa? Realisticamente i primissimi espropri saranno tra circa un anno, quindi noi abbiamo bisogno in questo momento di dar loro tutte le informazioni per fare in modo che possano poi con IRICAV discutere qual è il compenso, qual è l'indennizzo per la loro casa e andare a recuperare la nuova casa. Però prima di tutto vogliamo dar loro tutte le informazioni utili in modo tale che arrivino pronti e preparati a questa situazione così complessa. Ecco, io ringrazio il sindaco Possamai e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini per questo collegamento. Noi ora andiamo sulle Dolomiti, andiamo in montagna, abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Alex Barattin, delegato del Soccorso Alpino di Belluno. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie intanto per essere con noi. Sappiamo che sono giornate davvero di grandissimo lavoro per gli operatori del soccorso alpino. Questa è un'estate, quella del 2023, che è cominciata all'insegna di una grande frequentazione della montagna, ma anche all'insegna di tantissimi incidenti che stanno coinvolgendo principianti, ma anche persone molto esperte. Purtroppo l'ultima tragedia, quella che si è verificata sulla Tofana di Rozes, che ha visto coinvolto Diego Zanesco, espertissimo, guida alpina molto famosa. Barattin, diciamo, quindi la montagna, in montagna, insomma, il rischio zero non esiste per nessuno. Che cosa ci deve insegnare questo? Ci deve far pensare che il rischio zero appunto non esiste e quindi dobbiamo affrontarla con una buona consapevolezza. La gita va programmata, dobbiamo valutare molto bene il meteo. Avete visto che in queste giornate il meteo ha un'evoluzione molto repentina, cambia spesso e quindi dobbiamo guardare con attenzione anche le previsioni. Cerchiamo di anticipare la gita che dobbiamo fare anche con la nostra famiglia al primo mattino, anche se sappiamo tutti che è difficile far alzare i figli la mattina presto, però anticipiamo la gita, mangiamo il rifugio, che sono bellissimi a disposizione, e poi rientriamo nel primo pomeriggio. Protrarre la gita nella seconda parte della giornata, in questo periodo abbiamo visto che si formano i famosi cumuli in montagna, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Vuoi per il meteo che cambia, vuoi per le temperature, bisogna avere anche al seguito un'attrezzatura adeguata che ci permetta anche di rimanere con condizioni diverse da quelle che siamo partiti, quindi un aggiaccamento, un kit di primo soccorso al seguito e la solita raccomandazione di avere anche un po' di cibo da avere sullo zaino e dell'acqua da sorseggiare ogni 15-20 minuti. Ecco, Barattin, i dati che sono stati diffusi proprio la scorsa settimana, con un forte appello alla prudenza anche che è arrivato dal Presidente della Regione del Veneto, Zaia, parlano per il Veneto, insomma, di un incremento consistente di quelli che sono gli interventi del soccorso alpino e il fatto che almeno il 20% sia dovuto a incapacità, l'8% poi a perdite
visita di orientamento, quindi moltissime sono le cadute, per cui che cosa si sente di dire a tutte le persone? Ormai ci avviciniamo alla parte centrale delle 2 settimane di Ferragosto, che sono poi quelle nelle quali la montagna è maggiormente frequentata, per cui peraltro le previsioni meteo, lei accennava prima all'importanza di informarsi proprio delle condizioni meteo, annunciano proprio per il fine settimana da giovedì un ulteriore peggioramento del tempo, con un consistente anche abbassamento delle temperature, quindi tutti, diciamo, piccoli campanelli d'allarme che devono in qualche maniera invitare tutte le persone alla prudenza. Beh, sicuramente quello che avete già detto, l'attenzione particolare va data al tipo di tracciato che dobbiamo fare e alla valutazione. Certo che la valutazione la fa chi ha una certa esperienza, quindi chiediamo a chi non ha nessun tipo di esperienza per frequentare l'ambiente alpino, vuoi di bassa quota, vuoi di alta quota, va fatto magari anche con la richiesta di una persona che ti può accompagnare. Ecco che qui le guide alpine possono venire in supporto, e soprattutto l'informazione. Cerchiamo di reperire tutte le informazioni anche per la gita più banale, perché dobbiamo sapere quello che troviamo sul nostro tracciato e soprattutto avere dei piani alternativi. Se decidiamo oggi di andare in cima alla Tofana di Rose e comunque sappiamo che fa brutto tempo, dobbiamo avere un'alternativa. I nostri bellissimi paesi, la cultura dei nostri luoghi ci permette di avere una gita alternativa. Non forziamo la mano, ecco, quella è una delle cose più importanti, non forzare la mano perché vogliamo sfruttare la giornata al massimo. Cerchiamo di fare mente locale e, se serve, anche fare una gita alternativa. Questa è una delle cose da mettere in conto. Ecco, rispetto dunque delle regole, rispetto del territorio, rispetto anche degli animali. Abbiamo visto che si sono verificati anche degli incidenti con gli animali più o meno selvatici. Molti vanno in montagna con il proprio cane. Abbiamo visto che uno degli episodi, peraltro che si è concluso anche con una persona ferita in maniera importante, in maniera grave, è stato determinato appunto da un cane che ha fatto, come dire, arrabbiare le mucche che poi hanno assalito questa povera signora. Quindi insomma tante norme che bisogna adottare anche quando si va in montagna, rispettando quello che è l'ambiente nel quale ci si inserisce. Sicuramente il rispetto dei luoghi, della cultura del posto è fondamentale. Il rapporto uomo-animale è sempre particolare. Noi abbiamo i nostri animali da compagnia che vogliamo portarci con noi, questo è corretto che venga fatto, però bisogna adottare delle regole di base. Occhio a non avvicinarsi troppo ai recinti, alle zone dove ci sono altri animali, perché non sappiamo mai la reazione che può avere un animale all'interno di un recinto, no? Perché non ci conosce e non sa che reazione ha il nostro animale. Teniamo i nostri cani al guinzaglio, facendo attenzione poi che questa potrebbe diventare anche una cosa pericolosa se ci troviamo in quota su sentieri esposti, perché comunque siamo vincolati ad un animale che può avere delle reazioni istintive, perché non è che ragionano, e quindi dobbiamo essere sempre pronti a tenere l'animale con forza e non farci sbilanciare. Questa è una delle regole fondamentali. Non lasciamoli liberi, perché potrebbe diventare un pericolo per altre persone, non solo che vanno a piedi sui nostri bellissimi sentieri, ma anche per le bike che frequentano i sentieri dedicati. Quindi facciamo molta attenzione ad avere un atteggiamento corretto, mantenendo sempre un certo rispetto anche per gli altri, non solo per noi stessi. Grazie, io la ringrazio per essere stato con noi, grazie e buon lavoro a Barattin, chiedo scusa, ad Alex Barattin, delegato del soccorso alpino di Belluno, per aver trovato anche questi minuti per stare con noi, perché sappiamo insomma che siete davvero impegnati in tantissimi interventi in queste giornate. Se mi lascia un secondo, volevo ringraziare tutti i nostri ragazzi volontari che sono a disposizione H24, li ringraziamo tantissimo perché non c'è mai l'occasione per farlo, e quindi questa mi viene spontanea a loro e a tutte le famiglie che abbiamo a casa che ci permettono di fare questo.
Senz'altro, un ringraziamento davvero anche da parte nostra. Grazie ad Alex Baratin, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buone gite a tutti. Grazie, buona montagna allora a tutti e buone vacanze in montagna per chi si sta recando appunto sulle nostre bellissime Dolomiti. Noi ora ritorniamo con la cronaca nel Padovano perché c'è stato un incendio di notevoli dimensioni che ha coinvolto un deposito di farine animali. Vediamo. I vigili del fuoco di Cittadella sono intervenuti all'interno del piazzale di una ditta di Galliera Veneta per l'incendio di alcuni sacchi di farine per animali. L'incendio ha richiesto alcune ore di intervento da parte dei pompieri per lo spegnimento e la successiva bonifica del luogo. Le cause potrebbero essere accidentali, ovvero un fenomeno di autocombustione. Sono andati a fuoco circa 500 quintali di farine in questo deposito all'aperto. Ecco, allora vedo che si è collegato ora il nostro prossimo ospite e ringrazio per essere con noi Roberto Di Molfetta, vice direttore del Comieco, che è il Consorzio Nazionale di Recupero e Riciclo della Carta e del Cartone. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei, buongiorno ai spettatori. Grazie allora, per l'invito. Perché questo collegamento? Perché sono stati diffusi proprio ieri da parte del Comieco quelli che sono i dati relativi alla raccolta differenziata di carta e cartone in Veneto, con una suddivisione anche molto dettagliata tra le varie province della nostra regione. Vuole un po' illustrarci, spiegarci questi dati, dottor Di Molfetta? Certo, allora noi come ogni anno prepariamo un rapporto sulla raccolta differenziata di carta e cartone in Italia e poi facciamo un focus sulle varie regioni. I dati si riferiscono al 2022 e sono dati che hanno visto un consolidamento della raccolta differenziata di carta e cartone che a livello nazionale appunto è pari ormai a poco più di 3,6 milioni di tonnellate, quindi di vari imballaggi della carta, tutti gli imballaggi che come potete vedere vengono utilizzati in casa possono essere separati e appunto inseriti nell'apposito contenitore che i vari comuni in Italia mettono a disposizione. Dicevo, il dato evidenzia una piccola crescita della raccolta differenziata di carta e cartone che a livello nazionale che però dobbiamo confrontare con un fenomeno che c'è stato l'anno scorso che è stata la riduzione della produzione complessiva di rifiuti urbani. Quindi se mettiamo insieme i due fattori di fatto abbiamo avuto un incremento relativo rispetto appunto all'andamento dei rifiuti. Per quanto riguarda il Veneto conferma il fatto di essere una delle regioni più virtuose con delle province particolarmente attive che sono anche alcuni esempi di riferimenti a livello nazionale. Sono stati appunto raccolti 190.000 tonnellate di carta e cartone. Noi come consorzio che stipuliamo appunto a livello nazionale le convenzioni ci occupiamo in particolare di riciclare gli imballaggi, ma laddove i comuni desiderano ricicliamo anche la parte di carta grafica. Ne abbiamo gestito circa il 55%. Tramite delle convenzioni che facciamo appunto con i comuni o con i gestori della raccolta e che l'anno scorso hanno visto corrispettivi per i comuni di circa 15 milioni di euro. Il dato del Veneto è un dato che evidenzia un piccolo decremento della raccolta rispetto all'anno precedente, ma come vi dicevo prima, se andiamo a confrontare quello che è stata la riduzione complessiva dei rifiuti, sostanzialmente siamo in una situazione di stabilità. La riduzione dei rifiuti che è legata a minori consumi, in particolare nel settore alimentare, quindi legato all'inflazione e quindi alla riduzione dei consumi che ormai da metà dello scorso anno caratterizza un po' in tutto il nostro paese.
Ecco, diciamo, questo senz'altro è un dato che diventa anche una notizia, no? Nel nostro territorio. I comuni del Veneto si sono sempre contraddistinti, insomma, per livelli molto elevati di raccolta differenziata, per cui ci si chiedeva anche il motivo di questo calo, no? della differenziazione della carta, se magari può essere un segno di un'ulteriore virtuosità, diciamo, anche perché i cittadini fanno molta più attenzione nel comprare, anche nell'acquistare, no? Gli oggetti, quindi cercando di ridurre il più possibile quelli che hanno degli imballaggi poi da gettare, oppure se appunto, come lei ci conferma ora, è frutto di una ragione, insomma, diversa, no? Da una diminuzione di quelli che sono i consumi, quindi anche da un impoverimento, possiamo dire, del consumatore. Abbiamo sicuramente due fattori. Da una parte, appunto, in valore assoluto minori consumi, che però in alcune aree, le aree più avanzate proprio della sensibilità sulla raccolta differenziata e sulla produzione dei rifiuti, possono essere legati anche a migliori scelte da parte dei consumatori. Quindi io penso che il dato debba essere letto come una conferma di un ottimo dato, anche perché se andiamo a vedere la percentuale di carta e cartone, fatto 100 i rifiuti, in Veneto carta e cartone ne rappresentano nella differenziata il 13%, che è uno dei livelli più alti a livello nazionale. Quindi in relazione ai rifiuti prodotti il Veneto mantiene un alto livello di intercettazione. Dopodiché, se questi rifiuti non sono stati prodotti perché appunto si è consumato di meno o perché appunto invece sono state fatte delle scelte a monte, questo è più difficile da valutare. La cosa importante è che il Veneto ha una rete di raccolta molto solida, ben organizzata, tra altre cose, che permette poi una forte economicità nella gestione complessiva dei rifiuti. I bacini del Veneto, che hanno alti livelli di raccolta differenziata di carta e cartone, ma anche degli altri materiali, hanno poi a livello medio nazionale il costo della tassa rifiuti tra i più bassi e sono un riferimento per tutta Italia. Quindi proprio ad evidenza che laddove si fa una buona raccolta differenziata i cittadini sono attenti anche alla qualità di quello che mettono appunto nelle varie frazioni di raccolta differenziata, in particolare appunto di carta e cartone, e proprio con iniziative che vanno poi a evidenziare laddove invece la raccolta non è conforme, quindi permettono di migliorarla. In queste realtà poi il tutto si traduce in una forte riduzione del costo dei rifiuti, che a livello nazionale ha un trend di crescita, perché la parte non differenziata ha un costo di smaltimento sempre maggiore. Ecco, e quindi il Veneto è veramente un riferimento. E questo ci fa piacere. Un'ultima riflessione, proprio in breve, prima di concludere, era relativa al fatto che a causa del caro energia, i dati che appunto che ci avete fornito sono relativi al 2022, quindi a causa del grosso aumento del costo dell'energia, anche il costo della produzione della carta è uno di quelli che è aumentato maggiormente, no? Tant'è che abbiamo visto anche come alcune grossissime aziende proprio venete del nostro territorio che producono imballaggi in carta hanno anche sospeso la produzione per determinati periodi, quindi può in qualche maniera questo incidere anche sulla situazione poi a valle, diciamo, quindi quella del riciclo della carta? Certo, sicuramente. Da metà del 22, da agosto sostanzialmente, si assiste a una riduzione della domanda di carta per produrre imballaggi e di imballaggi, proprio perché a valle ci sono meno consumi e in più si è esaurita una fase di forte ricostituzione degli stoccaggi, delle scorte, sia presso gli scatolifici che presso poi i produttori che usano gli imballaggi per i loro beni. Quindi diciamo è una catena, è una filiera chiusa, è una filiera che ha ridotto i suoi volumi a monte, mantenendo un alto tasso di riciclo. Ricordo che in Italia nel 22 sono stati riciclati più dell'80% degli imballaggi immessi al consumo, che è uno dei dati migliori a livello europeo. Però i volumi assoluti si sono ridotti.
Quindi alto tasso di riciclo, buon livello di intercettazione, ma volumi ridotti proprio a causa di una minore richiesta, una migliore domanda, e dall'altra parte appunto l'esaurimento di una fase che era seguita alla pandemia, in cui è stato necessario ricostituire le scorte dei prodotti, e quindi i prodotti vengono imballati e quindi anche gli imballaggi. Il settore cartario ha sofferto molto dell'aumento del costo dell'energia, e questo adesso è rientrato perché è legato molto al gas. Sono tutti processi di cogenerazione basati sull'utilizzo di gas e di energia prodotta appunto dal calore nella fase di produzione della carta, e quindi però questa fase è sostanzialmente, diciamo, rientrata. In questo momento ci sono delle fermate che sono legate proprio a una minore domanda, ma riteniamo che nel giro di quest'anno e al massimo, diciamo, l'anno prossimo avremo un po' una ripresa dei consumi, sempre però stando attenti appunto poi a non produrre più rifiuti. Questa è la cosa fondamentale. Certo, io la ringrazio per essere stato con noi, un buon lavoro a Roberto Di Molfetta, vice direttore del Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo della Carta e del Cartone. Un saluto, grazie mille. Un saluto a tutti gli spettatori, grazie. Grazie, allora noi ora ci spostiamo a Cartigliano per raccontarvi il lieto fine di una vicenda che ha colpito moltissimo l'opinione pubblica, ed è quella del furto che c'è stato in un famoso parco di un cucciolo di macaco, un piccolo macaco di appena 5 giorni che è stato trafugato ed è stato poi fortunatamente ritrovato ieri sera. Ci colleghiamo quindi con Chiara Gaiani da Cartigliano. Buongiorno Chiara. Buongiorno da Cartigliano, ci troviamo all'interno del Parco Faunistico Capeller. Ringraziamo Silvia Minato, che è la responsabile dei guardiani, che da ieri si sta occupando del piccolo Forrest, è stato battezzato proprio in queste ore. Ecco, questo cucciolo di macaco è stato proprio sottratto, ma con la forza, con la violenza. Adesso Silvia ci racconterà nella notte tra lunedì e domenica. È un cucciolo di pochi giorni che è ancora allattato dalla sua mamma, che tra l'altro, insomma, come potete vedere nelle immagini del collega Renzo Rigon, proprio lo sta abbracciando e allattando da quando è ritornato. Che cosa è accaduto ieri mattina? Voi avete capito subito che qualcosa non andava, Silvia? Sì, assolutamente. Siamo passati davanti al reparto dei macachi, abbiamo visto la ghigliottina chiusa e la rete aperta e ci siamo allarmati subito. La rete è stata tagliata, penso con un tronchesino, non so, e sono entrati prima nel reparto esterno, molto probabilmente. Hanno spaventato i macachi, li hanno chiusi nella parte interna, dopodiché sono entrati nella casetta, anche lì rompendo il lucchetto e la porta, e hanno strappato il cucciolo, il piccolo alla mamma. Non è facile entrare con un gruppo di 6 macachi, chi lavora con questi animali insomma lo sa benissimo, e tra l'altro riportano molti ematomi, tutti quanti, tutti gli esemplari, quindi molto probabilmente li hanno picchiati con dei bastoni, non sappiamo con cosa, sappiamo solo che tutti gli animali ne hanno risentito, sono terrorizzati, spaventati, molto, molto stressati. Siamo contenti, sì, che il piccolo sia stato ritrovato. Era difficile reintrodurlo in un gruppo, anche perché il piccolo aveva comunque altri odori, non è mai facile reintrodurre un individuo all'interno di un gruppo. È andato tutto bene nella reintroduzione, la mamma l'ha preso subito con sé. Sono ancora, anche il piccolo ha riportato diversi ematomi in testa, e il respiro inizialmente, appena la veterinaria, uno dei titolari si sono recati dai carabinieri, non era
Bellissimo, sta ricevendo tutte le cure del caso e speriamo insomma che vada tutto a buon fine e si rimetta presto. Ecco, il piccolino è stato ritrovato a Favaro Veneto dai carabinieri forestali, proprio in omaggio, in onore dei carabinieri forestali, è stato battezzato in queste ore Forrest. Pensate che gli addetti del parco non sapevano ancora di che sesso fosse il macaco, perché la simbiosi tra mamma e piccolo, ci ha raccontato anche Silvia, che i macachi sono animali insomma abbastanza con un caratterino difficile, vanno trattati con le pinze. Loro non si erano ancora avvicinati a questo piccolo. Sì, esatto, per non stressare gli animali, cioè per controllare il sesso del piccolo avremmo dovuto anche noi strappare il piccolo alla mamma, e solitamente lasciamo sempre che sia lei ad avvicinarsi a noi, anche grazie al training che facciamo, e non appena riusciamo insomma a controllare quando il piccolo si stacca dalla mamma o se quando si avvicina il piccolo si gira, riusciamo a controllarlo, però non andiamo mai a stressarli più del caso. Ci raccontava uno dei proprietari del parco che è il primo furto di animali che viene subito, quindi immagino che siate sotto shock anche voi. Sì. La domanda che ci stiamo facendo tutti è: perché massacrare degli animali di botte per sottrarre un piccolo alla mamma? Non sappiamo. Subito ieri pensavamo fossero comunque delle persone esperte che sapevano come fare, perché ripeto, veramente i macachi sono animali aggressivi, quindi strapparlo dalla mamma deve essere stato impegnativo, ecco, purtroppo Forrest non è ancora fuori pericolo. Oddio, non mi sento di dire che è ancora fuori pericolo. Anche la veterinaria insomma mi ha riportato che ha diverse botte in testa, il respiro non era dei migliori, adesso ha ricevuto tutte le cure, quindi è costantemente monitorato. Speriamo che vada tutto bene, ecco. Noi ovviamente tifiamo tutti per Forrest, insieme anche ai responsabili del parco. Questa mattina i responsabili del parco si sono recati dai carabinieri perché è stata registrata dalle telecamere l'immagine, un fotogramma dell'auto che potrebbe aver trasportato qui i presunti responsabili. Ecco, quindi le indagini sono ancora in corso. Noi ringraziamo davvero Silvia Minato per aver perso del tempo con noi e averlo sottratto agli animali. Ringrazio il collega Renzo Rigon e da Cartigliano restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani per questo collegamento dal Parco Faunistico Cappeller di Cartigliano, con la speranza naturalmente che tutto vada bene per il piccolo macaco e che i carabinieri riescano ad individuare i responsabili di questo gesto. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci, siamo nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di incidenti stradali e di sicurezza stradale. Qui con noi in studio il presidente dell'ACI di Treviso, dottor Michele Beni. Buongiorno, grazie per essere. Grazie a lei per essere stato qui con noi. Sono stati diffusi proprio in questi giorni i dati elaborati da ACI e Istat per quanto riguarda gli incidenti stradali nella nostra regione, nel Veneto, e sono dei dati piuttosto preoccupanti, direi, perché vedono un incremento appunto sia del numero degli incidenti sia purtroppo anche delle vittime e dei feriti. Sì, purtroppo i dati ACI-Istat regionali sono riferiti 2022-2021, quindi dobbiamo considerare il periodo post-pandemia 2021 rapportato al 2022, e sicuramente c'è stato un aumento per quanto riguarda gli incidenti. Siamo passati a oltre 13.220 sinistri e con 12.000 rispetto al 2021, 12.403. C'è una differenza sostanziale, quello che emerge in modo più eclatante è il numero dei morti. Le vittime sono aumentate di ben 36, rapporto 21 e 22 a livello regionale. Le cause sono
Diciamo noi sempre quelle, perché in questi ultimi anni le cause sono individuate in 3 fondamentali, cioè la prima, ovvero sia la distrazione alla guida, la velocità e l'omessa precedenza, ovvero sia proprio un comportamento, una condotta che sembra residuale, cioè l'omessa precedenza, in realtà è la conseguenza della distrazione, cioè se uno è distratto omette anche di dare la precedenza. E se rapportiamo rispetto agli anni precedenti, sicuramente c'è stato un miglioramento della situazione se ci confrontiamo a 30 anni fa, quando avevamo un numero di morti addirittura di 700 nel 2009, di 718 morti. Però l'attualità va considerata tenuto conto anche di quello che è stata la miglioria apportata al veicolo, cioè il veicolo ora è molto più sicuro, la frenata assistita, gli airbag, addirittura nel 2024 sono previste delle ulteriori accorgimenti per rendere sempre più sicuro il veicolo. Ciò nonostante abbiamo questi incidenti che si verificano in mortali ed va tenuto in considerazione anche per delle uscite autonome. E ci chiedi, ma come mai questa uscita autonoma? È presto detto, l'uscita autonoma è collegata alla distrazione, quindi quando parliamo di distrazione si parla esclusivamente di uso del telefonino e una velocità che non è adeguata. Aggiungiamo, tipicamente fenomeno veneto, lo dobbiamo riconoscere, l'abuso di alcol. Purtroppo le sanzioni sono aumentate per quanto riguarda le contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza e stupefacenti, e la guida in stato di ebbrezza è la componente che, aggiunta alla distrazione, favorisce quell'uscita autonoma, ma noi diciamo sì, finché è autonoma ed esco, ma il problema è che uno esce dalla propria corsia di marcia e va a collidere con altri veicoli, quindi creando quelle che sono le conseguenze può finire mortali. Contro un'altra macchina, può finire su un marciapiede, può finire chissà a investire dove, un pedone, perché tra l'altro ecco, le figure dei soggetti deboli, mi riferisco ai ciclisti, la città di Treviso e provincia si caratterizza per un aumento, un incremento di persone in bicicletta, e questo è positivo ma è anche preoccupante, perché anche i ciclisti devono essere particolarmente prudenti. Non a caso la legge delega di modifica al codice della strada prevede anche delle sanzioni per i ciclisti che in fase di sorpasso non rispettino una certa distanza l'uno dall'altro, cioè 1,5 metri per esempio, laddove è possibile. Quindi tutti i soggetti... anche chi va in bicicletta sportivamente, lo ricordiamo perché questa è anche una terra di ciclisti, no? Di gente che ama moltissimo la bicicletta, insomma mi raccomando, attenzione. Sì, attenzione a loro. Per non parlare dei pedoni che spesso e volentieri usano gli auricolari mentre attraversano la strada e quindi sono distratti, giovani e anche non giovani, perché ormai tutte le categorie sono interessate, che spesso hanno gli auricolari e non si preoccupano di sentire se un clacson, per esempio, di una macchina che si sta avvicinando e magari attraversano la strada, con le conseguenze che poi possiamo leggere sui giornali. Quindi è sicuramente la tutela, quando si parla di inasprimento del codice della strada, è un inasprimento che non deve essere visto come penalizzante per il cittadino, ma a tutela del cittadino, perché solo in questo modo c'è una repressione che sia sistematicamente applicata, e mi riferisco, ribadisco, proprio all'uso e l'impiego del telefonino. Addirittura ora non solo il telefonino ma anche i computer, c'è gente che è in macchina e utilizza il computer per fare le proprie cose, quindi tutto ciò contribuisce alla distrazione. Film che guida, perché ne abbiamo viste e sentite davvero di tutti i colori. Quindi se è vero che il veicolo, perché l'attenzione dice ma come, abbiamo veicoli sempre più sicuri, quantomeno quelli più recenti, un parco circolante che aumenta, si cerca di tutelare le strade come meglio si riesce, e poi abbiamo questo aumento della sinistrosità, e ecco i fattori causali, cioè la distrazione e la velocità sono i principali. Certo, il cellulare, diciamo, come sottolineava giustamente lei, è il cellulare vale per tutti. Principale, perché purtroppo non ci si rende conto di quanto pericoloso sia. Anche soltanto prendere un attimo il telefono e abbassare gli occhi significa percorrere bendati 50-60 metri. No? Bravissima, l'ha imparato anche lei, perché ormai è uno slogan che è molto corretto, cioè effettivamente è vero, cioè usare il telefono, cioè prestare
l'attenzione anche per 2 secondi è come se tu percorressi 50 metri al buio, cioè non vedi nulla, ed è pertinente perché è tecnicamente constatato e quindi diventa anche spaventoso, uno deve essere assolutamente più prudente. Allora noi come ACI Treviso facciamo di tutto, il tema di sicurezza, le giornate sulla sicurezza, che vale per i giovani ma anche per gli adulti, anche per gli anziani che a volte magari dimenticano qualche norma che si è voluta dal codice della strada. Allora diciamo, bene, misure di sicurezza vanno adottate, vanno perseguite, poi ci sono anche degli aspetti ludici, dobbiamo dirlo perché sennò parliamo solo di aspetti negativi, ma il 26 e il 27 agosto ACI Treviso ha organizzato la Vittorio Veneto Cansiglio, che è una gara del territorio, dopo 11 anni l'ha riorganizzata, ed è una corsa in salita, una cronoscalata. Ecco, lì ovviamente chi può partecipare, chi ha il piacere di mettersi alla prova con una licenza sportiva, con tutti i sistemi e le adozioni di sicurezza, quindi è un momento di festa ma monitorato per persone, chiunque può iscriversi laddove acquisisce la licenza sportiva e può divertirsi, ma ecco, ci sono dei posti dove ci si può divertire a una certa velocità, altri posti, ovvero sia tutto quello che riguarda la circolazione stradale, dove bisogna essere particolarmente prudenti. Ecco, e infatti lei sottolineava l'attività che voi avete come, come ACI proprio di sensibilizzazione, di formazione. Sì, fate tanti eventi dedicati ai giovani, ai ragazzi, agli studenti, in collaborazione con le scuole. Vuole un po' parlarci di queste attività che voi allora svolgete? È un'attività molto vivace, dico io, perché parte dalle scuole elementari per passare poi alle scuole medie, inferiori e anche le superiori. Alle superiori coinvolgiamo con una giornata che si è tenuta anche lo scorso anno, molto interessante, che ha visto coinvolte tutte le forze dell'ordine, quindi non solo noi. Noi abbiamo la fortuna di avere uno strumento che è il crash test, molto apprezzato perché mette alla prova i ragazzi, li fa salire su un abitacolo e poi improvvisamente l'abitacolo si capovolge per far capire ai ragazzi cosa può succedere quando si è alla guida per un incidente col capovolgimento del veicolo. E non è divertimento, ma direi che molti si impressionano ed è quello che noi vogliamo ottenere, cioè vogliamo colpire l'attenzione affinché il ragazzo, ma io sottolineo tutti, perché il problema non è solo del ragazzo, è vero che in quest'ultimo periodo la mortalità ha colpito molti ragazzi dai 15 ai 19 anni, quindi c'è stato un aumento per quanto riguarda i giovani, però nella statistica regionale ci sono sempre le persone dai 60 anni in su che vengono coinvolte nei sinistri, quindi io ritengo che anche l'adulto, l'anziano abbia bisogno di essere eseguito, ragion per cui noi siamo sempre disponibili in ACI nel promuovere dei corsi. Insomma un ripassino, tutti. Come dire, il ripassino no? ci vuole, sì, ma ci vuole per tutti. Di quelle che sono le regole, anche perché insomma la vita si è molto allungata, le persone sono molto più attive, sì, hanno voglia di muoversi anche più in là con l'età, e quindi ed è giusto farlo, ma farlo con tutte le è giusto e sicurezze. Fondamentale, cioè nel senso dare lo stimolo soprattutto alle persone di una certa età. Ormai il tasso di anzianità è aumentato e va bene, è positivo, ma gli anziani vogliono comunque mantenersi giovani e continuare anche a condurre veicoli. Ben venga questo, però è giusto siano prudenti, certo, dare spazio alla libertà, ma controllando che tu nella tua libertà d'azione non arrechi danni a te stesso e agli altri, quindi ecco che il ripassino viene fatto molto volentieri da ACI Treviso, che è sempre disponibile, chiamateci sempre perché ci siamo sempre, questo è importante. E questo senz'altro è molto importante. Dicevamo di questo osservatorio, no, che voi avete in collaborazione con quelli che sono i dati Istat, abbiamo visto quelli che sono i dati veneti, per quanto riguarda Treviso nello specifico abbiamo detto sono in elaborazione questi dati, però ci sono già degli elementi insomma, che ci consentono di fare alcuni ragionamenti, alcune conclusioni. Assolutamente sì, è vero, correttamente sono in aggiornamento perché dobbiamo raccogliere i dati dei vari organi di polizia, quindi della polizia locale, della polizia stradale, dei carabinieri, quindi sono tutte le forze dell'ordine che a turno rilevano i sinistri stradali. Quindi avete sentito forse qualche giorno fa il comandante della polizia locale, Andrea Gallo, che ha riferito alcuni dati alla polizia locale. Noi ne abbiamo acquisiti per quanto riguarda il rapporto primo semestre 2022 e primo semestre 2023 i dati della polizia stradale,
e dovremmo acquisire quelli dei carabinieri. Quando li abbiamo tutti, solitamente avviene sempre a settembre, poi avremo il punto della situazione dettagliato. Sicuramente la provincia di Treviso rispecchia un pochino quello che è il dato generale, cioè riscontrato nella regione Veneto. Dobbiamo purtroppo precisare che la regione Veneto è in terza posizione in senso sfavorevole, perché prima c'è la Lombardia, secondo il Lazio, terzo la regione Veneto per quanto riguarda la sinistrosità, quindi incidenti stradali e vittime. Questo comporta e deve comportare un maggior monitoraggio per quanto riguarda il Veneto e nello specifico la provincia di Treviso. Nella provincia di Treviso abbiamo visto un aumento consistente per quanto riguarda anche l'uso del monopattino, questa nuova realtà che anche questa sarà oggetto con il decreto legge di inasprimento, tipo l'uso del casco, la segnalazione anche delle frecce perché i monopattini non hanno l'indicatore di direzione, che si rende necessario perché chi è monopattino, per esempio, è convinto di poter fare tutto quello che vuole ovunque. Non è così, ed il pericolo è per chi è in monopattino, ma anche per chi poi si trova a incorrere in un sinistro, forse anche per la sola distrazione del monopattino, perché il problema di un sinistro stradale, lo dico questi sempre, mezzi non sono assicurati, no? No, infatti il problema è proprio quello, è uno dei grossi problemi, ma il decreto legge prevede anche l'obbligo dell'assicurazione, oltre che al casco. Perché quello che volevo precisare prima, quando uno viene coinvolto in un sinistro, a prescindere dalla ragione o dalla colpa, è sempre un problema da affrontare, perché riguarda un dramma che uno si trova a vivere e a dover affrontare in tutte le forme, cioè sicuramente per la persona, per la vittima del sinistro il dramma è decisamente e ovviamente più grave, però mi creda che riguarda anche chi si è trovato coinvolto, non dico per responsabilità di chi ha causato il danno, ma magari anche inconsapevolmente in un sinistro procurato dalla stessa vittima, perché purtroppo succedono queste. Questo, certo. E quindi è veramente un dramma collettivo che va affrontato in modo, io dico sempre più severo, non perché voglio essere o fare il severo, ma perché credo che la repressione sia l'unico sistema per controllare e monitorare i sinistri, riducendo ovviamente. C'è l'obiettivo del 2050 sinistro zero, un obiettivo della Comunità Europea, cioè di arrivare a 0 sinistri mortali, intendo dire. Mi sembra molto arduo, però l'impegno c'è, un miglioramento c'è stato, all'attualità c'è una recrudescenza, forse il post-Covid ha aumentato la distrazione nel cittadino, non lo so, perché ci sono diversi, ecco qui per esempio quello che dicevo prima, le uscite autonome, sinistri che non si spiegano se non per una distrazione. Dice, ma come? Prima ce n'erano di meno, ora ce ne sono di più e sono collegati a queste distrazioni, sì telefonino, sì resto, ma un modo di vivere forse è cambiato e quindi bisogna, e questo comporta e induce noi ad essere ancora più attenti, nel senso di monitorare la realtà, aumentando anche i corsi, perché i corsi sulla sicurezza e il coinvolgimento dei giovani e meno giovani, insisto, anziani compresi, è fondamentale, perché più sei severo e drammatico nel messaggio, più poi questo messaggio viene recepito, quantomeno in un primo periodo, poi applicato, perché poi ahimè sembra che cioè chi guida un veicolo è come se non stesse guidando un veicolo ultimamente, cioè invece stai guidando un veicolo e costituisce un pericolo per te e per gli altri. C'è chi dice è come avere una pistola carica in mano, sì, ma è proprio così. Che è stato usato più volte, no? Ma ultimamente così, questo paragone, perché purtroppo effettivamente si sono verificati anche perché episodi nella statistica preoccupanti. sulla modalità degli incidenti, la maggior parte sono incidenti frontali, quindi abbiamo da un lato l'uscita autonoma, nel resto dall'altro lato, quindi la maggior parte degli sinistri sono sinistri frontali. Quindi il frontale che cosa presuppone? Che sei in fase di sorpasso, un azzardo, bravissima. Quindi è una distrazione che paghi cara. Quindi non è una distrazione, è su quella su cui... Ma che fai pagare cara magari anche un ignaro automobilista che quello che si diceva che viene, prima, per quello è
un dramma collettivo, sicuramente, e su questo dobbiamo sempre insistere. Quindi ovviamente ACI Treviso non si occupa solo di sinistri, per fortuna, come ho detto prima, ma anche di altre iniziative, tipo anche eventi tipo la marca classica a settembre con le auto storiche. Quindi l'automobile, voglio dire, è un bene prezioso che può essere utilizzato in modo utile, piacevole, e turisticamente parlando non diamo per scontato, ma è uno dei cavalli di battaglia, però bisogna essere prudenti. Questo è quello che diciamo. Automobile, ma riguarda anche biciclette, pedoni, i motociclisti, che in questo periodo qua sappiamo benissimo sono in aumento. Quello è un altro problema, perché da buon motociclista quale sono stato posso dire che d'estate l'aumento dei sinistri dipende anche molto dal fatto che nell'inverno uno non usa più la moto, la uso d'estate, e però dimentica qualche accortezza. Infatti è l'inizio della stagione, di solito il momento anche nel quale si verificano maggiori incidenti con i motociclisti coinvolti, altri, perché magari uno ha perso un attimo la dimestichezza, sì, certo, nel condurre la motocicletta. Questo è un altro problema che va affrontato, ma fa parte dell'obbligo della prudenza. Tu puoi dare tutte le indicazioni che vuoi, poi sta all'utente essere prudente, soprattutto responsabile, c'è la responsabilità del conducente di qualunque veicolo si tratti. Quindi repressione da un lato, prevenzione con tutte queste iniziative anche alle quali voi collaborate. Ludiche, di sicurezza, certo, perché tutto aiuta. Il messaggio comunque deve essere sempre quello, cioè di essere prudenti, punto, e responsabili. La forma di responsabilità, l'unica forma di responsabilità perseguibile è data da attenzione, quindi non distrazione. Il telefono, anche se non si risponde subito al messaggino, perché il problema è che uno vede il messaggino, il telefono ma ce l'ha lì, sente soltanto la vibrazione del messaggino e deve leggere immediatamente. Forte, no? Quindi ormai non c'è più tempo per fare altro. Abbiamo veramente pochissimo. Le volevo solo chiedere un flash, visto che lei è davvero molto preparato sul tema, ma esistono dei dispositivi che possono in qualche modo bloccare il telefonino nell'auto? Vogliono mettere quello per l'alcol, no? Sentivo nel nuovo sì, è previsto l'alcol. Questo però varrà per quanto del dispositivo dell'alcol, ovvero sì, il motore non si accende se uno supera soltanto di poco più di 0 il tasso alcolemico, vale per coloro che sono recidivi, ovvero sia quelli che sono già stati condannati per Però vuol dire guida che lo sotto strumento tecnologico esiste. Ma nel 2024 infatti prevede l'adozione anche di altri strumenti, non solo la frenata assistita che già sappiamo, ma anche strumenti che riguardano la distrazione. Nel momento in cui uno è distratto suona c'è un sistema sonoro che avverte. Il problema è, le faccio un esempio banale, il problema è chi non ci si abitui a un certo suono. Entrerei non in una violazione, ma a un amico che ha il rivelatore degli autovelox, faccio un esempio, che in realtà si potrebbe o non si potrebbe avere, però vedo che ce ne sono in circolazione, ma a forza di sentire l'avvertimento si è così abituato che non si è neanche più... Allora io dico, è il famoso al lupo, insomma. Esatto, stiamo a essere prudenti perché sì, sono tutti accorgimenti utili che valorizzano sempre di più quello che è il veicolo e quindi la tutela e la protezione, perché non possiamo dire i veicoli non sono sicuri. Il veicolo ora è sicuro e lo sarà sempre di più con il 2024. È il conducente che deve essere responsabile. E lì purtroppo nessuno può intervenire se non con la repressione, dove dice bene, ti ricordo che devi essere prudente. Certo. Allora con questo messaggio noi chiudiamo questa prima edizione dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo tra poco l'appuntamento con il film del pomeriggio di Antenna 3. Quest'oggi andrà in onda il film Diana con Naomi Watts e Charles Edward, dedicato alla favola della principessa Diana, dalla fine del matrimonio con Carlo d'Inghilterra alla tragica morte a Parigi. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi. Vi lascio come sempre dando un'occhiata alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Buon pomeriggio, arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo.
Il mese di agosto si apre con l'influsso di una circolazione instabile, previsione dunque che evidenzia ancora una certa incertezza meteorologica. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto martedì prevalenza di sole, entro sera però potrebbero scoppiare i consueti temporali su Alpi, Prealpi e alte pianure con rischio di fenomeni intensi e anche di grandinate. Vediamo le temperature che saranno in calo, minime tra 17 e 20 gradi, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà piuttosto soleggiato ovunque con addensamenti nel corso del pomeriggio sui monti associati a locali rovesci. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 28-30 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il sole sarà presente solo a tratti e la probabilità di temporali sarà invece più consistente. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 29-30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605 Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.